Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 15 febbraio e quali sono gli influssi che questi nati ricevono dalle costellazioni e dagli astri. Prima però, come di consueto, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Il suo link per trovare il suo canale appunto lo trovate nella descrizione a questo video. Insieme tra l'altro anche ai link per raggiungerci sui gruppi social che gestiamo, così che possiamo avere un rapporto quotidiano anche attraverso questi canali. Bene, allora questi nati presentano alcuni valori fondamentali e che determinano gli aspetti principali del loro carattere e del loro destino. Fermo restando che esistono molti altri fattori che non possono essere presi in considerazione in questa sede e che rilascio appunto in caso di consulti approfonditi o di consulenze private. Dunque vediamo comunque quali sono gli influssi generali che questi nati condividono al di là delle personalizzazioni appunto che vengono valutate in base anche ad altri dati. Allora, questi nati appartengono al dominio mensile dei pesci, abbiamo Giove, abbiamo dunque, attraverso la costellazione dei pesci, abbiamo dunque questo governatore molto importante che però potrebbe assoggettare questi nati nel corso della vita sia favorevolmente, fornendo loro delle buone occasioni o la risoluzione di alcuni imprevisti, alcuni ostacoli o alcuni momenti di difficoltà, portando le cose comunque favorevolmente per loro e dunque aiutandoli a risolvere certi stalli o certi blocchi, ma ovviamente non riuscendo comunque ad impedire che alcune prove destiniche si manifestino, questo perché comunque abbiamo sempre delle lezioni da apprendere e dunque è impossibile che le lezioni che sono previste per noi non ci giungano, che però noi ne possiamo fare tesoro non è scontato e questo è il compito di Giove. Dunque sicuramente questi nati impareranno molto dalla loro vita e avranno dei vantaggi sicuramente anche dalle loro prove. Per quanto riguarda poi altre circostanze collegate a Giove, comunque possono essere inclinati per tutto quello che sono gli studi superiori, ma anche la filosofia, l'insegnamento, oppure le attività collegate ai liquidi, tutte le questioni legate ai piedi che possono diventare anche in questo senso un po' un punto debole, diciamo così, in alcuni periodi e frangenti della vita. Così come pure devono fare molta attenzione a riposare bene. Bene, detto questo, che è un influsso appartenente appunto a Giove, vediamo come si sposa con la costellazione Gemelli, che è la stella capo, vale a dire la prima costellazione visitata dalla Luna in questo giorno. Abbiamo senza dubbio una buona collaborazione, un buon dialogo fra questi due governatori e questo li predispone ad avere una fortuna media con ostacoli da superare, questo è chiaro. Il fisico è resistente, però fin da bambini dimostreranno debolezza cerebrale, vale a dire che devono essere seguiti molto bene dal punto di vista delle integrazioni anche vitaminiche, perché lo sviluppo del loro cervello avvenga appunto e della loro mente avvenga nel migliore dei modi. Uno dei segnali e dei campanelli d'allarme che questi nati richiedono un'integrazione o comunque attenzione e cure specifiche è la possibilità appunto che si formi, ci sia appunto chiedo scusa ma l'avevo annotato, adesso non ricordo più, ecco, dovesse manifestarsi una forma di linfatismo e dunque difficoltà alla circolazione linfatica
che possono manifestarsi in modi differenti, ma comunque se dovessero comparire questi sintomi già intorno ai 3 anni d'età di questi nati, assolutamente sarà necessario appunto intervenire con le opportune cure. Si dia dunque a questi nati aria buona, alimentazione sana e le integrazioni giuste, così che possano svilupparsi correttamente e studiare e raggiungere tutti i loro obiettivi con assoluta facilità, cosa che tra l'altro questi nati possono veramente ottenere proprio anche grazie all'influsso della costellazione Gemelli, che li rende molto fortunati, veramente molto fortunati, se poi aggiungiamo anche le spalle protette da Giove, e riusciranno senza dubbio, una volta raggiunto il loro equilibrio e la loro forma migliore, riusciranno senza dubbio a conquistare una posizione lavorativa e sociale in età molto giovane, tra l'altro, e sarà anche molto favorevole. Per quanto riguarda comunque la possibilità che se non curati bene questi nati possono avere delle difficoltà appunto dal punto di vista cerebrale, che poi, ripeto, le personalizzazioni e i valori individuali dati appunto dal giorno settimanale di nascita, dall'ora di nascita e da altri fattori sono sicuramente in grado di stabilire o ribaltare anche completamente i significati espressi fino a questo momento, però in linea generale, se questi nati non dovessero curarsi bene, potrebbero avere anche delle difficoltà anche dal punto di vista psichico, dunque probabilmente percepire le cose in modo difforme rispetto alle persone che hanno intorno, magari avere una sensibilità più acuta, più sviluppata anche nei confronti di altre percezioni. Senza contare appunto che alti e bassi di umore potrebbero poi accompagnarli per tutta la vita. Per quanto riguarda comunque la loro realizzazione, come ho detto, i campi espressi da Giove possono sicuramente diventare il loro ambito di azione per quanto riguarda poi la loro realizzazione lavorativa. Aggiungerei appunto la possibilità che possano arruolarsi nel corpo di polizia intorno ai 18 anni. Se dovessero scegliere questo, comunque non sarebbe assolutamente male per questi nati, dove potrebbero sicuramente riuscire. Sono però questi nati dal punto di vista sentimentale è possibile che avranno una moglie e un amante, cioè comunque portando avanti entrambe le relazioni veramente a lungo termine, e l'amante dovrà accettare che questo nato non lascerà la moglie dovrà accettare che questo nato avrà comunque una seconda compagna, diciamo così, accanto, e questo più o meno è quanto. Io vi ringrazio, vi ripeto che se volete delle personalizzazioni o comunque conoscere più approfonditamente il vostro oroscopo, non avete che da contattarmi al numero 347 8702 622, così che potremo concordare come darti queste informazioni. Per il resto vi invito, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. Vi ringrazio moltissimo per il vostro ascolto e la vostra partecipazione. A presto dalla vostra Hilde.